Eccoci qui, amici di Matoscacco, siamo senza voce dall'incredibile notizia che è arrivata, Andrea, vero? Incredibile, incredibile. Ho visto una causa da parte di Hans Niemann contro Carsten Nakamura, chess.com, Play Magnus, da un valore di ben 100 milioni di dollari. E dire che dicevano che gli scacchi era uno sport povero, no? Vediamo se riesco a condividere Penso che ne abbia parlato anche il Wall Street Journal, anche incredibile. questo Breaking news, questo tweet. Hans Niemann, The American, accusato di cheating, fa una causa al campione del mondo Magnus Carlsen e ad altri per colludere per escluderlo dal mondo degli scacchi. Grande. E È in chiede, cerca di 100 milioni di dollari in danni. beh, se dovesse vincere la causa potrebbe ritirarsi dal mondo degli scacchi per sempre. Ma secondo te sarà più interessante questa causa o quella di Johnny Depp contro Amber Heard? E questa è una bella domanda, però sai la cosa che mi fa Ma molto. ma Johnny Depp contro Amber Heard non avevano chiesto solo 10 milioni e qua ne chiedono 100, cosa È succede? più importante Sono più qui. importanti degli attori di Hollywood. Però ridendo e scherzando, intanto l'importante per noi scacchisti è importante che se ne parli, no? Sì, sì, L'altro giorno infatti. sono andato, ti ricordi la pizzeria qui di fianco a casa mia? E il pizzaiolo mi fa, oh, ma ho sentito che c'è uno che sta barando col vibratore. Cioè, anche il pizzaiolo ora lo sa. Ma tu sai che durante il campionato degli Stati Uniti, quando Neiman aveva chiesto un pranzo una cena da sport, perché lui dice che prende solo take away, Sì, no? sì. Hanno preso un pranzo da sport e quando ha chiamato gli hanno detto the order speaks for itself, gli hanno riconosciuto la voce, hanno detto l'ordine speaks for itself. Che stupidi, che stupidi. Ma non ha detto anche, ma Nima non aveva twittato anche qualcosa tipo la causa speaks for itself adesso? Ci sta, ormai è il Non so se suo. si può vedere il profilo di Niman. Vediamo se riesco a trovarlo perché io purtroppo Twitter non lo uso. Eccolo qua. Adesso non vedo più il tuo schermo, non so se... Ah, aspetta, adesso condivido. Sì. Condivido e ti faccio vedere subito, l'ho trovato. Vediamo che cosa ha cinguettato. Devi tradurlo tu perché io con l'inglese sono una capra. La mia causa legale speaks Parla for per se itself. stessa. Beh, penso Grande. e poi è divertente, no? Ma adesso non so se riusciamo ad accedere al testo della causa. Sì, eccolo qui, lo vedi? Wow, Sono 44 pagine di 44 reportage. pagine. Del... Diciamo che contro Sven Magnusson Carlsen, ho imparato il nome completo di Pensa a te, Carlsen, non lo sapevo. neanch'io. Magnus Carlsen Playing Group, Tutti, chess.com, tutti. il CEO Daniel Range e Icaro Nakamura. Ah, ma sai che stavo pensando che anche di fronte al business di chess.com e Play Magnus che dovevano fondersi, se avevano già dei piani, no, di Sì, mercato, sì. questa causa, anche se perdesse Niemann, ma questa causa dura un anno, 2 anni, potrebbe arrecare un danno grandissimo a queste piattaforme perché magari ora non riescono a fare la fusione perché cioè, come fanno a fare come fanno a fare un acquisto da 83 milioni se non sanno quanto hanno, no? Perché adesso nel loro budget, nella loro contabilità dovranno mettere, no? Un preventivo, no? Un rischio, Assolutamente sì, una assolutamente sì. percentuale di rischio in base a quanto pensano di poter perdere Benissimo. o vincere. Però Ok, è qui qualcosa di insicuro, no? Come se giocano. C'è anche una partita a scacchi, no? Anche se loro pensano di aver vinto
la causa in realtà è magari una posizione con più uno, possono ancora perdere, È no? vero, è Magari vero. non è così, magari sono in C'è da vantaggio. dire, Andrea, che, aspetta, interrompo così ci vediamo bene, che probabilmente, Carsten e Chess.com hanno dalla loro parte una schiera di avvocati migliori, più competenti rispetto a quelli che potrebbe, penso, per ora permettersi Niemann. Tu cosa ne pensi? Ma penso che stia usando due studi legali, Niemann, da quello che ho visto. Penso che ci sono, magari, cioè potrebbe essere negli gli Stati Uniti sono il paese delle cause, no? E cioè comunque ci sono varie cause anche di piccole persone che fanno cause alle farmaceutiche, alle fabbriche di armi, no? Non so, che anche nei romanzi di John Grisham, no? In tutto, ma che sono presi dalla realtà. E come Davide contro Golia, no? Alla fine molte volte vince Davide, no? Perché cioè, possono pagarsi tanti avvocati così, però cioè, probabilmente gli avvocati di Niemann vanno a percentuale, no? E magari pensano che possono vincere, non gli hanno Certo, chiesto nulla, pensano che il guadagno sarà tanto elevato, magari ha assunto i migliori avvocati. Quindi questo non credo che si sappia, ok, no? ok, ok. Poi ripeto, cioè, tante volte non negli Stati Uniti che ci sono cause, no, dove vince appunto il pesce piccolo, È no? vero, è vero. Quindi anche Stavo contro dei scorrendo. veri e propri colossi, no? A volte vince il Ok, pesce piccolo. chess.com, Nakamura, Danny Dice Range, che hanno, sì, allora chess.com e Carsen, sì, sì, tutti. E dicevo, tutti, no? andiamo in basso, vediamo se racconta degli eventi. Allora, Ok, qui, sì, parla dei fatti adesso, parla un po' della sua carriera, del sistema di Elo, no? Perché esatto. penso che il giudice civile non saprà, non capirà molto, no? Dell'Elo così, quindi Certo, certo. inizia a fare un'introduzione, quindi scendiamo Ok, pure, vediamo se ok. parla della 5 Field Cup. Esatto, esatto. Posso anche cercarla, vediamo se... No, penso che se va in basso Eccola, compare. eccola qui. Sì, sì. Ok, eccolo qui. 2900 performance. Ah sì, dice che Carlsen voleva raggiungere una performance, cioè un elo di 2900 e un'imbattibilità di 125 in 125 partite classiche e dice che Niemann non gliel'ha Gli ha permesso. permesso. Sì, e Carlsen si era arrabbiato moltissimo. E dice che, incredibile! Famoso per la sua incapacità di accettare la sconfitta, e questo è quello che dice Nima, non lo dico io. Dice Carlsen si è arrabbiato e qua dice che ha perso contro qualcuno di 12 anni più giovane di lui e questo ha fatto arrabbiare il re degli scacchi. E, il re degli scacchi che lo aveva... Aspetta. Ah, e dice... Sì, e dice che l'ho accusato senza nessuna prova, come dice anche Carlsen, no? Che diceva che aveva dei sospetti perché non era concentrato, non lo Certo, so, certo. diceva che capiva i livelli di concentrazione di Niemann nel suo comunicato, ma ha chiesto agli organizzatori della 5 Field Cup di espellere Niemann senza nessuna prova per averlo battuto. Cioè, se è vero, sarebbe una cosa. Chissà se ci sono delle prove, se verranno chiamati gli organizzatori della 5 Field Cup a testimoniare. Probabilmente. Io spero che questo... Dice che gli organizzatori o gli arbitri del torneo si sono rifiutati di assecondare le richieste corrotte e codarde di Carlsen per eliminare senza nessun fondamento Niemann dalla competizione. Cioè, se è Madonna. vero, sarebbe una cosa incredibile che prima di ritirarsi ha chiesto di far ritirare l'avversario. Che poi Carlsen aveva detto che non voleva
giocare contro persone che hanno usato il motore Vero. ripetutamente in passato, però questa cosa gli è venuta in mente dopo aver perso, oppure non gli era venuta in mente prima di iniziare il torneo che non voleva giocare contro persone? Sì, diciamo che era uscito fuori, non so se avevi seguito, che Caruana in un podcast aveva già detto, prima di tutto ciò, che Carsten era in dubbio se giocare o no al torneo perché aveva saputo che c'era Niman all'ultimo momento, però poi alla fine ci ha giocato. Ma Carsen e Caruana l'ha detto dopo gli eventi o prima? L'ha detto, Dopo. l'ha detto dopo, credo, sì. Ha detto dopo. Prima non aveva fiatato nessuno, ok. Esatto, esatto. Sì, perché probabilmente pensava di vincere, avrà pensato comunque ci vinco facile, no? Quindi, allora, quindi visto che ha tanti fan, visto che è il re degli scacchi, dice che ha un seguito gigantesco, Carlsen, e che quindi, secondo Niemann, gli ha distrutto queste false accuse, secondo quello che dice lui, hanno distrutto la sua reputazione. Ok, adesso scendiamo un attimo anche Che qui parla alla ancora sempre della fide. sì, sì, che parla degli esperti, no? Che dice che Kenneth Reagan, no? Mi sembra che è un esperto, un maestro internazionale che è anche professore universitario di matematica o di informatica dell'Università di Buffalo, ha totalmente detto che le partite di Niemann non hanno una coincidenza di mosse con il motore, come abbiamo detto anche noi, no? Ah, che poi tra l'altro avevo visto qualche video, per esempio anche in spagnolo, un video mi sembra, di Miguel Illescas, che è stato preparatore di Kramnik, no? E aveva fatto un video dove dice che è sicuro che Niemann ha usato il computer in un torneo Verdeboard nel 2020 e diceva Pensavo. che per fare una mossa un pezzo sbagliato arriva in C5, una donna arriva in C5 anziché una torre, e dice Miguel Illescas che probabilmente gli hanno detto la casella C5, gli hanno spifferato la casella in Non C5, ci credo. ma non gli hanno detto che pezzo mettere in C5, visto che nel suggerimento Niemann non aveva questa informazione, ha sbagliato pezzo. Non so, questa congettura mi fa pensare, no? Come si possono fare queste congetture? Cioè, c'è davvero lavoro per la fantasia. Probabilmente l'ego degli scacchisti li fa pensare che, visto che hanno tanto elo e sono forti a scacchi, hanno in mano, no, Tu la dici verità. che Perché penso che in nessun altro sport, no, si sia potuta vedere una cosa simile. dice Andrea che ego e elo vanno di pari passo? Sì, 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 ma questo gioco di parole, di giocare per l'elo, giocare per l'ego, ehm, qua parlano delle trattative della fusione, una fusione da 83 milioni di dollari, 83 milioni di dollari, che doveva, in agosto hanno detto che avrebbe dovuto concludersi in poche settimane. Niemann ha detto no, non avevano neanche parlato su di me, se staranno parlando 8 ore al giorno per fare tutte le trattative, tutte le clausole, no? Questo effettivamente è difficile, no, da aversela che non siano d'accordo. Vediamo. Qua dice che il terzo turno della Sinquefield Cup sta giocato il 4 settembre. Dice che Niemann era underdog, come si dice, era un Sottovalutato? fanalino di coda teoricamente sulla carta, no? Avrebbe dovuto perdere facilmente e, e quindi e dice che nonostante la maggior parte degli avversari di Carlsen, Niemann non era intimidato diciamo, dalla grandezza di Carlsen e non ha giocato per la patta. Niemann ha giocato per vincere, ha attaccato Carlsen e ha ottenuto. Rimandiamo sempre l'analisi, no? Il video della partita incriminata anche, perché che uno può rivedere il nostro video. Assolutamente. Comunque
attaccato Carlsen, ha ottenuto il vantaggio con il nero, e dice che senza nessun nervosismo, Niemann con una grandissima confidenza ha ottenuto un vantaggio in modo veloce, e Carlsen ha sbagliato numerose volte e Niemann ha convertito il vantaggio in modo sicuro e con una tremenda vittoria che avrebbe dovuto portare la carriera di Niemann a un livello ancora più grande, no? E questo è vero, no? E Mamma il mia. giorno più bello della vita di Niemann, e addirittura che Niemann non ha soltanto battuto Carlsen, ma lo ha anche umiliato, e questo è quello che dicono loro, non lo stiamo dicendo noi, sconfiggendolo con il nero e taunting him, ovvero tonteggiandolo, prendendolo in giro in modo giocoso durante la conferenza Ah, stampa sì. dopo la partita. Sì, 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 sì. Carlsen aveva 53 partite senza perdere, forse con il bianco ancora di più, e probabilmente era molto depresso. E tutto questo era durante le negoziazioni con chess.com. E non so se andiamo avanti velocemente. Dice che Carlsen è andato via dal torneo, ha accusato Niemann falsamente secondo loro sempre, Ok. e, e dice che poi la cosa è stata ripetuta. Si parla poi in basso, no? Mette il video di Mourinho. Ok, andiamo in basso più velocemente per vedere altre cose. Ah, poi mi sembra che poi dice che Carlsen, anziché redimersi, no, e provare a sconfiggere Niemann in un torneo online, il Julius Bayer Sì, K sì. ha abbandonato subito. Dopo la Ah, che prima poi tra volta. l'altro adesso c'era un altro giocatore, Mamedov, che giocava nel Title Tuesday contro Carlsen. Carlsen ha giocato G5 alla prima mossa e abbandonato perché ha detto: se vuoi prendere in giro la gente, non prendere in giro me, no? Probabilmente. Sì, probabilmente è una battaglia di ego anche, no? Perché uno non può accettare Assolutamente. che poi magari perde dopo che li giocano G5. Sì, 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 è Comunque, vero, è vero. poi dice che Nakamura, che faceva lo streaming appoggiato chess.com, in realtà sì, questa parte possiamo andare avanti. No, sono Ok. curioso di vedere se poi parla del nuovo statement di Carlsen, della nuova Allora, penso che bisogna dichiarazione. andare avanti un bel po'. Qui sono al 6 settembre, quindi credo che... Sì, andiamo avanti alla nuova dichiarazione. Ah, poi parla di chess.com. Ah, sì, parla di chess.com che dice che lo ha espulsato Sì, senza nessuna ragione, che dice che prima si aveva usato il motore su chess.com, ma ne avevano già parlato prima, no? Aveva già risolto, e non può dopo 2 anni, 3 anni, questa società privata squalificarlo quando dopo... lui si era già qualificato dagli eventi, perché parla addirittura di non rispettare dei contratti, no? Diciamo, di non compiere un contratto. Ok, Carlsen, lo statement di Carlsen, la dichiarazione. Dice, qua cita la dichiarazione di Carlsen in cui dice: credo che Niemann abbia barato di più e più recentemente di quanto abbia ammesso pubblicamente. Il Mm. suo progresso sulla scacchiera nei tornei dal vivo è stato inusuale, e durante la partita alla 5 FA Cup ho avuto l'impressione che non fosse nervoso o persino concentrato sulle posizioni critiche, e schiacciarmi con il nero, mi ha schiacciato con il nero in un modo Che che nessun solo pochi altro giocatori al giocatore... mondo potrebbero fare. Questa partita mi ha cambiato le mie prospettive. Cioè, questa cosa, cioè, secondo me, se non, cioè, queste ultime affermazioni senza prove sono gravissime, no? Perché è come intimidare qualcuno a batterlo. C'è anche in futuro qualcuno potrebbe avere paura a sconfiggere. Cioè, la cosa che mi ha sempre affascinato, no? Degli scacchi, c'è anche il maestro, no? Tutte le volte deve sempre È dimostrarlo, no? vero. Di essere
il maestro, no? Cioè, infatti, anche diciamo tutti questi giocatori d'elite, infatti, loro giocano in una bolla perché se giocassero qualsiasi Open, magari lo vincerebbero anche con 7 su 9, ma perderebbero un sacco di elo, no? Però Certo, perché il gioco tende alla patta, a volte devono forzare per vincere e perdere. certo, Quindi gli scacchi è una cosa che ci supera, no? Come umani e quindi ogni volta bisogna dimostrarlo. Cioè, e queste cose, no? Di dire che soltanto in pochi potrebbero battermi, cioè è una cosa inaudita se ci pensi, cioè è una cosa mostruosa, no? Non so se sei d'accordo. È come per dire, oh, cioè, osa battermi e vedrai che cosa ti succede poi. Non certo. pensi che... Sì, 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 eh beh, per questo uno poi diventa imbattuto Ah, e per 60. poi dice, per ora ho potuto parlare solo con le mie azioni. Ah no, poi scusami, poi dice che solo poche persone al mondo possono battermi. Cioè, vediamo se fa un tour di Open in tutto il mondo. Eh, Vediamo, fa solo, cioè, è su molto difficile. questo sono totalmente d'accordo. Metti che inizia a giocare contro un giocatore uzzeco, sconosciuto, Sì, magari a o un bambino 2002. indiano che non ha ancora l'elo, ha giocato 1000 tornei, si inizia a giocare con frequenza, statisticamente qualcuno Per forza, la per perde forza, su e 100 per questo loro partite. giocano in una bolla, no, perché cioè, è il migliore al mondo, ma il migliore al mondo non significa infallibilità, vuol dire che vince, statisticamente ne vince tantissime, però è ovvio, no, che se giochi in una bolla sempre contro 5 giocatori non puoi perdere contro altri, però andiamo avanti. Allora, aspetta, in alto, che dice, vai un attimo in alto. Allora, dice che per ora ho potuto parlare solo con le mie azioni, mi piacerebbe parlare apertamente. E, e dice che non può parlare senza che glielo permetta Niman, no? Esatto, 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 Dice- esatto. Sì, aspetta un secondo, dice che dicendo così, che ha lanciato un messaggio agli organizzatori che perderanno gli sponsor di Carsten e di chess.com se inviteranno Niman, no? Fusti. Cioè, Ricatti totali. e dice che mi posso limitare a dire, ci sono cose che non posso dire senza il permesso di Niman di parlare apertamente. Dice che sta facendo credere al pubblico di avere altre prove per sopportare la sua tesi e che Niemann gli sta impedendo di dire quali sono le prove. Quindi, cioè, effettivamente, Vero, se ci vero. sono queste prove, no, che sta tenendo nel cassetto Carlsen, diciamo che sarebbe, se non dirlo subito, sarebbe anche un intralcio alla giustizia, no? Cioè, secondo me, cioè, dovrebbe dirlo, no? Certo, certo, ma se Gli adesso si danno va. effettivamente parlare così, in modo così velato, fa credere al pubblico che Niemann lo sta come obbligando, ricattando per non svelare informazione confidenziale. Io spero, Andrea, io spero che Carlsen veramente abbia qualcosa in più, perché finora di prove concrete così non ne ha tirate fuori tanti. Io spero veramente che No, lui e tra abbia. l'altro Niemann parlava anche riguardo a chess.com, non siamo soffermati del loro report, che è un report univoco, cioè non è che c'è stato un dibattimento che lui ha risposto, c'è stato un report di chess.com che ha pubblicato un report dove Niemann non ha potuto rispondere, non ha avuto voce in capitolo, no? Un report di una società privata, cioè di una società privata, no? Certo. Non so se è quotata in borsa o no, ma cioè, molto strano. Comunque, ok, adesso andiamo avanti qua. Ok, sì, qui parlano della storia Alla fine, no, no, del ok, maestro di Nakamura in Nima. realtà mi interessa meno perché Nakamura riporta, cioè non è un attore principale, no? Cioè un famosissimo streamer così, però sta facendo, cioè non porta nulla di nuovo alla storia. Mi interessa vedere quando parla ancora. Ah sì, parla del report, no? Che è una cosa, qualcosa di univoco, no? Cioè, Perfetto, siamo al 5 ottobre qui. no, mi sembra che poi aveva detto qualcosa di Carlsen che ha Andiamo al giocato prossimo nella Coppa punto. del Mondo. Ah, qua, ecco, fermiamoci qua. Ecco qua che parla.
che dice che Carlsen non vuole giocare contro qualcuno che abbia usato il motore ripetutamente. Sì. E qua dice che ha giocato in un torneo a squadre, nello stesso torneo giocava un giocatore che era stato sanzionato, no, per usare il computer alle Olimpiadi, e che quindi cioè che se Carlsen davvero non vuole giocare contro giocatori che in passato hanno usato il motore, non avrebbe dovuto giocare questo torneo. E che c'era anche un certo Max Odlo, che a cui gli avevano chiuso un account di Lices, no? E quindi, cioè, secondo Lices, secondo l'opinione di Lices, anche Magdo Solo, no, avrebbe usato il computer, e quindi cioè, sembra che Carlsen di giocare con queste persone, no? Non ha problemi, no? E soltanto se gioca contro Niemann Contro ha dei Niemann. problemi, secondo Niemann, no? Ed è interessante capire cosa No. succederà, e quindi tutto questo ha distrutto la vita di Nima, che penso che ha perso inviti a Wilkensee, non può, ha un torneo importante in Però Olanda, ha ne ha perso acquisito di fama, no? L'importante è che e se ne sì, gli parli. hanno tolto gli inviti, gli hanno tolto i principali tornei mondiali, distrutto la reputazione, non può insegnare, e quindi dice che dice che partecipare, che Niman potrebbe guadagnare tra i 5 e i 15 milioni in Eh, un anno. 15.000? No? Scusami. 15.000 Ah, dollari? eh, sì, 5-15 mila dollari, chiedo scusa, sì, Per no, partecipare? cercavo di equilibrare i numeri al valore della causa, no? Se guadagna dai 5 ai 15 milioni, e poi chi ne chiede 100 milioni, più... No, potrebbe... solo per... Interessante, Niman solo per giocare può chiedere tra i 5.000 e i 15.000 dollari. So che doveva giocare un torneo in Spagna a Salamanca e non ha giocato perché ne ha chiesti 25.000. Gli organizzatori hanno detto: mi dispiace, Non non te ne diamo. abbiamo questi soldi. E dice che può guadagnare tra i 5.000 e i 100.000 in ogni torneo. Dice Mm, anche che Nima non può giocare match e crescere il suo elo. Dopo essere stato escluso da questi tornei, Niman non può ottenere premi in denaro, Niman non può giocare nelle piattaforme che diciamo che hanno un monopolio, no? Di certo. chess.com e di Carlsen, E qui, e non può tenere un lavoro come allenatore Niman, e mamma mia, quindi chiede qualcosa per slander, label, che sono calunnie, diffamazione e collusione, no? mamma mia. Parla di un Insomma, certo, sì, parla di un certo Sherman Act che non conosco, parlerà delle leggi statunitensi, e penso che la causa si tenga in Minnesota, mi sembra, Corte federale del Minnesota, 100 milioni di euro. Diciamo che se non vince me... questa causa, dopo può smettere di giocare, può andare a prendere il sole alle Bahamas per il Sì, resto della sua o può vita. comprarsi i punti Elo che gli servono per... Scherzo, ovviamente. Dare un nuovo chess.com anche. Sì, potrebbe creare una sua piattaforma, potremmo aspettarci veramente di tutto. Ok, qui niente, siamo alle ultime pagine del reportage che l'abbiamo praticamente sfogliato tutto. Ok, ok. Bene, bene. E che dire, io direi che per oggi ci siamo fatti la nostra chiacchierata da bar in merito a a queste nuove notizie. Ripetiamo che queste notizie non rappresentano il nostro punto di vista, ma abbiamo tradotto I così. fatti. No, no, abbiamo tradotto l'opinione di Nima, no? Tutto Certo, ciò che certo. abbiamo detto oggi è stato esplicitare in italiano il suo pensiero, e questi fatti non rappresentano, no, il nostro Prima pensiero, che citino anche Mantoscaca. che è imparziale. Va bene ragazzi, vi aggiorniamo non appena ci sarà un'altra nuova bomba. Grazie mille Andrea, ci vediamo alla prossima. A presto, ciao ciao.